Nuovi arrivi nella segreteria comunale di Venezia tra le fila del Partito di Azione. A comunicarlo ufficialmente è il segretario comunale Paolo Bonafè. Fiorella Mameli che seguirà il Dipartimento Scuola e anche Volontariato. Avrò Paolo Di Prima che è un ex dirigente del Comune, è stato presidente dell'Ater ed è anche un esperto di PNR. Boubacar Touré, che l'avete conosciuto, che è colui che ha salvato le 4 persone quando è caduto il bus della linea dal cavalcavia di Mestre, e Clark Manvar, che è un rappresentante della comunità del Bangladesh, che è un imprenditore. Tra loro anche un esperto di politica amministrativa, Gennaro Marotta, sarà il nuovo vice segretario comunale con delega su Mestre. Mestre in particolare curerò e attenzionerò il settore del degrado e della sicurezza. Ci sarà tanto da fare allora. Credo proprio di sì. Marotta, ex consigliere regionale del Veneto, è solo il secondo eletto dopo 40 anni di legislature a rinunciare al vitalizio della regione. Da ex consigliere regionale anch'io ho qualcosa da dire sul quarto mandato, non terzo mandato, perché sarebbe il quarto mandato di Luca Zaia. Perché Zaia, secondo noi, come dice anche Carlo Calenda, sarebbe meglio che si trattasse per scalzare Salvini dalla guida della Lega. Il partito può contare su una squadra affiatata e forte, una ventina i componenti della segreteria, responsabili tematici, oltre ad un direttivo di 30 componenti. Gli iscritti sono in aumento. Gli obiettivi di Azione? Sì, allora, gli obiettivi di Azione sono quello di avvicinare il voto moderato, il voto degli indecisi, il voto di chi non va a votare perché si sente deluso dalla politica. Noi vogliamo allargare al centro e quindi allargarlo all'area popolare, socialdemocratica e liberale.